Meno di 2 settimane all'avvio dell'anno scolastico, il Comune di Venezia, con i suoi 43 nidi e scuole d'infanzia, anticipa la partenza al 9 settembre. Anche alcune scuole statali, come gli istituti comprensivi Spallanzani, Colombo e Grimani, cominceranno il 10 per recuperare la giornata nel ponte della festività della Madonna della Salute. Positivo il dato degli iscritti, che rispetto all'anno scorso cresce di oltre un centinaio, dice l'assessore Besio, raggiungendo quasi 2400 bimbi tra nidi e infanzia. Ci sarà anche più personale. Ho da poco salutato e augurato un buon lavoro alle 17 nuove educatrici e insegnanti che prenderanno servizio fra poco e abbiamo rafforzato anche il gruppo di coordinamento pedagogico passando da 6 unità a 8 coordinatori e inoltre stiamo scorrendo anche la graduatoria per assumere supplenti in modo da far fronte appieno alla richiesta e alla domanda. Novità anche sul fronte di trasporto scolastico e mense. Sulla mensa mi preme sottolineare che non c'è stato nessun aumento. È uno sforzo che ci impegniamo infatti a far non ricadere sulle famiglie, non banale, non scontato, considerato che anche la stessa amministrazione comunale chiaramente sconta delle spese in più per quanto riguarda materie prime, materiali, trasporti e servizi. Molte le iniziative a supporto delle famiglie, come Libro contro Libro per l'acquisto dei testi, e grande novità anche con le nuove classi prime. Un augurio di buon lavoro e buon rientro a tutto il personale scolastico, dalle maestre alle insegnanti, educatrici, piuttosto che ausiliarie, che si impegnano già in questi giorni a preparare programmi, organizzazioni, spazi e ambienti per far sì che i piccoli ospiti, ma anche i più grandicelli, siano avvolti al rientro da una calda accoglienza.